Con il Componidori, il simbolo della Sartiglia è indubbiamente il cavallo. Il mondo equestre è infatti per la Sartiglia e per Oristano protagonista assoluto della giostra che per tutto l'anno impegna decine di cavalieri e appassionati. Per quanto riguarda il mondo dell'equitazione a Oristano c'è un gran via vai, lo possiamo chiamare così, di persone che praticano l'equitazione. Tutto l'anno ci sono concorsi, si interrompono solo per dei brevissimi tempi e molti si affacciano a questo mondo che comunque, affascinati dal cavallo, poi riescono a raggiungere anche degli ottimi risultati. Naturalmente ci vuole tanto sacrificio, ci vuole tanta pazienza e anche dei piccoli sforzi economici comunque. Non si pensi comunque che l'equitazione sia uno sport solo per ricchi, ma specialmente qui in Sardegna sono abbastanza abbordabili. Diciamo che in questo momento magari in Sardegna si soffre un po' perché vuoi perché il mercato dei cavalli è venuto a mancare, vuoi perché ci sono tante altre piccole cose, però è sempre viva la passione per i cavalli, senz'altro. L'indotto che si viene a creare non è indifferente comunque, perché insomma ci sarebbero delle ottime prospettive per poter essere più sfruttato, certo. I cavalli della Sartiglia vengono presi già da tempo prima, settembre, ottobre, insomma tutti i cavalieri, essendo 120, tentano di accaparrarsi i migliori cavalli, i cavalli più fermi, i cavalli più stabili, diciamo comunque che sono già abituati a fare pariglie, alla gente, ai rumori, ai tamburi, e quindi anche qui c'è un, diciamo tra virgolette, traffico, se si può dire, di cavalli che arrivano da fuori, dal Marghine, dal Nuorese, qualcuno dal Basso Cagliaritano. Insomma, sono tantissimi dei cavalieri, hanno tanti amici un po' sparsi ovunque, a cui fa piacere vedere il loro cavallo in Sartiglia, ecco. Quindi ben volentieri cedono il loro animale per mandarlo qua a Oristano per fare la Sartiglia. Siamo qui nell'ambito della collaborazione che la Fondazione Sa Sartiglia ha con l'Università di Sassari per le visite veterinarie e il controllo dei cavalli partecipanti alla prossima manifestazione. È una collaborazione che va avanti da qualche anno, che ogni anno cresce. Da qualche anno gli stessi studenti partecipano alla compilazione attivamente alle visite veterinarie. È un circuito veramente virtuoso perché mette insieme la ASL per i controlli sanitari, i liberi professionisti che collaborano ovviamente con la fondazione e anche le strutture di formazione come l'università in un percorso di crescita che ci vede insieme da qualche tempo. La salute è fondamentale ed è fondamentale la tutela del benessere del cavallo sportivo in un momento in cui l'occhio mediatico e comunque l'attenzione mediatica per la tutela e il benessere del cavallo in tutte le manifestazioni è fondamentale, ma proprio a salvaguardia della stessa manifestazione. Quindi da tempo la Fondazione Sartiglia ha attivato proprio un circuito virtuoso che vede proprio una preparazione costante e una attenzione costante che i veterinari hanno nei confronti dei cavalli che si preparano alla manifestazione per tempo. Ovviamente Oristano vive questo momento con grande partecipazione e devo dire che tutti gli enti preposti hanno sposato in pieno questa filosofia della fondazione che tutela moltissimo l'immagine stessa della manifestazione. Noi siamo contentissimi di questa collaborazione e anche l'anno scorso la fondazione aveva organizzato un convegno dove abbiamo presentato i risultati delle ricerche condotte negli anni precedenti, ma che sono stati presentati non solo ovviamente nel convegno di Oristano, ma sono stati presentati anche a convegni internazionali.
internazionali dai ricercatori del Dipartimento, e questo è stato un ulteriore motivo di vanto e di orgoglio, perché la Sartiglia è stata presentata a congressi internazionali e quindi ha avuto anche una visibilità non solo dal punto di vista, diciamo, prettamente veterinario e quindi della salute e il benessere del cavallo, ma anche dal punto di vista di immagine della città di Oristano e di tutta la Sardegna. Come ogni anno, a circa un mese di distanza dalla manifestazione, oggi e domani si svolgono le visite di idoneità dei cavalli che sono iscritti a partecipare alla manifestazione. I cavalli vengono visitati, viene fatta una visita clinica e, come dice la parola stessa, delle visite di idoneità proprio per rilasciare un'idoneità ufficiale alla partecipazione del cavallo alla manifestazione. Viene controllata tutta la documentazione, quindi l'iscrizione dei cavalli ai registri e anche la documentazione di tipo medico e l'effettuazione dei test ematici che vengono prescritti per legge. Inoltre, in concomitanza con le visite cliniche, i cavalli di razza anglo-arabo-sarda e derivati vengono valutati per il premio del miglior cavallo e della pariglia composta da 3 cavalli di razza anglo-arabo-sarda. Credo che la Commissione Veterinaria della Fondazione Sartiglia abbia ormai una esperienza pluriennale sulla salute dei cavalli. Il nostro intento è quello di garantire che tutti i cavalli che partecipano alla manifestazione rispondano ai requisiti di legge. Inoltre la Fondazione Sartiglia ha ogni anno dei protocolli scritti che inquadrano tutti i regolamenti che permettono a un cavallo di entrare a far parte di tutto il corteo dei cavalli della Sartiglia proprio per evitare dei problemi durante la manifestazione. Quindi le visite di idoneità hanno l'intento di diminuire al massimo il rischio che si può verificare durante la Sartiglia. Naturalmente il rischio minimo è inesistente, ma il nostro intento è proprio di ridurlo al minimo. Inoltre ogni anno la Commissione Veterinaria, in collaborazione con gli altri enti regionali, come ad esempio il Dipartimento di Veterinaria dell'Università di Sassa e Agri Sardegna e l'Istituto Zooprofilattico, mette in campo dei protocolli di ricerca che sono un qualcosa in più e sono presenti sin dal 2012. Abbiamo svolto dei controlli di tipo ematico, radiologico e cardiologico proprio per garantire la salute del cavallo e fare un qualcosa in più rispetto a quelle che sono le prescrizioni della legge. L'ASL, come previsto dalla norma, controlla che tutte le operazioni che si svolgono nella visita ai controlli veterinari siano fatte secondo la norma. È utile sottolineare come le visite che stiamo svolgendo sono necessarie e indispensabili per un normale svolgimento della manifestazione, per cui il nostro ruolo è a questo punto proprio di necessaria e fondamentale importanza affinché tutte le operazioni siano fatte nel rispetto della norma. Il comparto ippico rappresenta un importante elemento di sviluppo per il territorio, sia in campo sportivo sia in campo turistico. Per
Per quanto riguarda l'indotto che si viene a creare durante il periodo della Sartiglia è notevole, un indotto comunque che fa capo a tante aziende alimentari. Basta pensare che a Oristano ci sono 40 scuderie, a tutti i pranzi e gli spuntini che si organizzano durante la preparazione, durante i giorni della Sartiglia. I cavalieri ospitano tutti, sono veramente in gamba, hanno tutte le potenzialità per poter diventare una realtà turistica. E quindi niente, poi basta pensare ai mangimi per i cavalli. Tenete presente che dar da mangiare 120 cavalli e non solo, perché nelle scuderie poi ce ne sono sostitutivi, ce ne sono al pascolo, quindi i cavalli che ruotano intorno alla Sartiglia sono circa dai 250 ai 300. Poi bisogna vedere tutto il resto, ripeto, i mangimi, le ferrature, i fabbri, i veterinari, le medicine, le attrezzature, sottosella, nastri, tutto quello che ci può venire in mente, dalle maschere, insomma, finimenti, anche chi fa le rosette naturalmente. Quindi c'è un grosso sforzo economico da parte di tutti, che naturalmente non è mai ripagato, ma è solo a pura passione. È quel sentirsi il cuore sotto la maschera il giorno della Sartiglia.